Pochi istanti alla partenza di questa sesta corsa, valida come seconda tris del pomeriggio bolognese. Luce accese dell'autostart, macchina che si mette in movimento, lo schieramento 1 Evita Risaia TRGF, 2 Empireo, 3 Empifil, 4 Espresso GSO, 5 Escobarjet, 6 Wonderland Helvin, seconda linea, 7 Ethel del Ronco, 8 Eurica di Cecco, 9 Emily Grad, 10 Eton di Poggio, 11 Elodie Jack, 12 Excellent Ban. I favori chiusura se li contendono Wonderland Helvin e Empireo. Macchina che accelera e stacca, partiti con Empireo veloce, sbaglia invece Espresso GSO, all'esterno veloce Numero anche 4 Espresso Wonderland GSO, Helvin squalificato. che va su... ma sbaglia Wonderland Helvin e così lascia al comando Numero Empireo. 6 Wonderland Helvin, La squalificato. squalifica anche per il favorito Wonderland Helvin e lascia al comando il controfavorito Empireo, che conduce così. Dopo i primi 300 metri di gara all'esterno avanza con decisione Excellent Ban. Dopo 400 metri completati in 38 insiste Excellent Ban all'esterno di Empireo, mentre lungo la corda c'è Eureka di Cecco. In terza posizione ora si sistema Escobarjet. 45,8 i 600 con in vantaggio Empireo nei confronti di Excellent Ban all'esterno, mentre la seconda pariglia è ora presa da Emily Grad. In seconda posizione rimane Eureka di Cecco con Escobarjet in terza. Via via tutti gli altri con anche Vita Risaia TRGF che ha spostato all'esterno. Intanto 1.16.8 per i primi 1000 metri, in vantaggio è Empireo, Excellent Ban rimane al suo esterno. Alla corda è Eureka di Cecco, 400 alla conclusione, il parziale ora in 15.2, viene via in terza ruota Emily Grad che sopravanza in breve Excellent Ban, si porta all'attacco di Empireo. Eureka di Cecco a contatto, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, Empireo in vantaggio ma insiste al suo esterno Emily Grad attacca, insiste nel finale, Emily Grad si avvantaggia, Emily Grad viene a vincere nettamente nei confronti di Empireo. Al terzo finisce Eureka di Cecco, 1.15.2 ma 29 secco a chiudere. La vittoria per Emily Grad e il raddoppio di Antonio Di Nardo, questa volta per conto di Afrim Schmidra e della scuderia Versiglia. Andiamo a rivedere le battute conclusive con Emily Grad che ha ragione di Empireo, mentre al terzo chiude Eureka di Cecco.